La Lega senza il Nord. È questa l'evoluzione del carroccio decisa ieri a Milano dal segretario federale Matteo Salvini. Fino a qualche anno fa probabilmente una scelta bollata come eresia. Oggi invece non solo accettata ma promossa a pieni voti dai volti storici del partito, ad iniziare dallo sceriffo di Treviso. Io sono perfettamente d'accordo con Salvini perché il grande sogno di Bossi è tramontato. E in un momento di divergenze su Treviso, il Nord è un argomento che riunisce lo sceriffo al partito. Sostanzialmente è nella stessa posizione Giampaolo Gobbo, uno dei fondatori del partito ed ex segretario nazionale della Liga ai tempi di Umberto Bossi. Siamo sempre andati al sud, perché ricordo ad esempio che l'europarlamentare Borghese è stato eletto a Roma, ricordo che abbiamo sindaci in Sicilia come abbiamo senatori al sud, ricordo anche la Mara Ventano, quindi non è che siano cose assurde queste. Il Nord ce l'abbiamo intrinseco dentro di noi, è stata la storia, è la storia, continuerà ad essere la storia, ma se per vincere ci vuole anche questo, credo che dobbiamo lasciar lavorare il segretario federale. Per Gentilini un cambiamento in linea col percorso autonomista e federalista del Veneto, ma non indipendentista come ipotizzava la Lega di Bossi. Le secessioni si conquistano con le armi e quindi l'Italia non poteva fare una secessione perché non bisogna dimenticare i milioni di morti sui campi di battaglia per tenere unita l'Italia.